Dal 16 settembre per tutta la settimana, nell'ambito della settimana europea della mobilità, la Polizia di Stato si fa partecipe di una campagna dell'Unione Europea incentrata sulla sicurezza stradale. Safety Days, l'iniziativa promossa da Roadpol Network e si propone di accrescere la consapevolezza tra la popolazione del fenomeno dell'incidentalità grave proprio per diminuire e ridurre il numero delle vittime su strada. Di questo e altro ne parliamo con il comandante Polizia Stradale Friuli Venezia Giulia, qui vicino a me, Paolo Di Domenica. Buonasera, grazie per essere venuto a trovarci. Buonasera a lei, Davide, buonasera a lei. Allora, comandante, prima di tutto cerchiamo di capire dai numeri, per i numeri servono quanto servono, perché dopo la fenomenologia va spiegata anche ovviamente con le cause, no? Allora, comandante, ci può dire un po' in questi primi 9 mesi quali sono il report della Polizia Stradale, cioè sul numero di infrazioni che ci sono state? Bene, intanto ringrazio di questa opportunità, che è un'ulteriore opportunità all'interno dell'evento che lei anticipava come evento, come dire, disegnante il mio contributo. Questi dati si sposano perfettamente. Ora, do alcuni dati perché i numeri sono importanti insieme ai dati. Noi abbiamo sostanzialmente una vigilanza in ambito stradale, ordinario, autostradale, circa 2000 chilometri. Abbiamo fondamentalmente transiti soltanto in ambito autostradale 40 milioni di transiti. Okay? Abbiamo ovviamente impiegato 6.765 pattuglie, abbiamo impiegato 13.530 operatori e i nostri operatori hanno percorso 1.285.000 chilometri. E questo fa capire anche quanto è l'impiego della polizia e lo sforzo che viene utilizzato di giorno in giorno, insomma, per cercare di mantenere la sicurezza sulle nostre strade e da lì anche non solo repressione ma anche prevenzione. No? Assolutamente, assolutamente. Rilevo il dato che può sembrare all'interno di questi dati e queste informazioni quello più preoccupante, cioè l'incidentalità sostanzialmente mortale. Noi abbiamo avuto complessivamente gli incidenti rilevati nel numero di 868, mentre l'incidentalità mortale si è stabilizzata in questi mesi, a tutt'oggi, al 21 settembre, in 9 incidenti mortali, di cui 2 frontali contromano, 3 fuoriuscite autonome e 4 tamponamenti, quindi su 9 incidenti mortali sono decedute 12 persone. Praticamente più di una al mese, ma quello che un po', diciamo, colpisce sono anche le quasi 100 incidenti che avvengono durante il mese, no? Assolutamente, quindi... assolutamente, tant'è vero che se potrebbe non preoccuparci il dato dell'incidentalità mortale e se il dato dell'incidentalità mortale è un'incidentalità quasi autonoma, nel senso notoriamente o come dire in maniera come dire rutinaria viene considerata l'incidentalità mortale da attribuire alla mobilità del mezzo pesante. Non è così. L'incidentalità mortale in ambito compartimentale, quindi regionale, è attribuibile ad una mobilità leggera, cioè all'autista che ordinariamente guida il suo mezzo, quindi non c'è un nesso di connessione tra il traffico del mezzo pesante e l'incidentalità mortale, quindi molte volte il 99,9% è attribuibile a chi guida. Bene. Quindi questo sfatterebbe il mito di dire strada pericolosa, platano pericoloso? Cioè questa è dovuta a distrazione? Assolutamente sì. E quindi questa distrazione è dovuta anche, si vede poi all'interno delle vostre contravvenzioni, no? Certo. Perché se uno va a vedere le vostre contravvenzioni, io l'ho vista ancora prima, e adesso le mandiamo anche in onda, a me fa specie, eccole qua, comandante. Vabbè, l'eccesso di velocità 2030, boh, è sempre stata, diciamo, una piaga, no? Ma quello mi colpisce di più, il mancato uso delle cinture di sicurezza. Cioè, assolutamente sì. Le cinture di sicurezza sono le mie stesse figlie che dicono a un certo punto papà la cintura, ma non serve neanche dirlo, perché
e nelle giovani generazioni, no? Allacciarsi subito le cinture. Perché se è vero, come dice giustamente lei Davide, che le contravvenzioni per eccesso di velocità, a cui si abbina la velocità pericolosa, perché l'eccesso di velocità è una fattispecie del codice della strada, la velocità pericolosa è il guidare velocemente non rispettando, no, le condizioni tempo, luogo e traffico. Okay? Se l'attività contravvenzionale per velocità pericolose ed eccesso di velocità si assesta su 2600 infrazioni e il mancato uso di cinture è a 1747 nel numero di infrazioni. L'ha sorpresa anche lei questo dato? 1747? In parte, perché in parte? Perché noi siamo sempre di più impegnati nella formazione e nell'informazione a considerare un luogo comune la velocità pericolosa, l'eccesso di velocità. Sì. In realtà le gomme usurate, 2, il mancato uso delle cinture, 3, l'utilizzo di cellulari alla guida messi insieme determinano quasi le stesse nei numeri accidentalità delle infrazioni di cui alla velocità pericolosa e dell'eccesso di velocità. Quindi che cosa significa questo? Che se è vero come è vero che l'eccesso di velocità è una condotta voluta, ok? Frutto anche di una voluntas in senso lato, e l'uso del cellulare, la mancata revisione dell'automezzo, il mancato uso delle cinture è il frutto di una, tra virgolette, disattenzione grave. Perché è lì che sta la disattenzione, appunto, la fonte, la causa primaria, no? Poi assolutamente, assolutamente. Tant'è vero che si ripete, ed ecco il senso anche di questa nostra, come dire, interlocuzione, la disattenzione, la distrazione è la principale, come dire, causa di incidentalità. Per l'incidentalità mortale abbiamo parlato, come dire, di un luogo comune sfatandolo, dei mezzi pesanti. Benissimo. Per quanto riguarda l'incidentalità mortale l'abbiamo attribuita alla condotta, no, di chi guida. Per quanto riguarda le attività contravvenzionali, se sommiamo la velocità pericolosa e l'eccesso di velocità con il mancato uso di cinture, l'utilizzo di cellulare, la mancata revisione dell'automezzo, a cui i pneumatici usurati abbiamo gli stessi. Certo. Gli stessi. Poi e qui, oltretutto andiamo anche verso una stagione invernale, comandante. Assolutamente sì. E quanto utile in questo momento informare la gente? Assolutamente. Si parla tanto di energia, gas in questo momento che arriva l'inverno, certo. ma con l'inverno bisogna anche cambiare le gomme. Certo, quindi bisogna stare attenti al battistrada che si usa. Non no? solo, ma Davide, sappiamo benissimo che la gomma termica, non 4 stagioni, utilizzata fuori stagione, è una non gomma. Per cui l'attrito volvente, l'attrito radente rendono la frenata, come dire, in termini di come dire, spazio di arresto, è sicuramente falsata. Cioè guidare con una gomma termica, chi è meccanico, chi è gommista lo sa perfettamente. E poi nella gomma da mettere, ecco, ci sono commercialmente tipologie diverse, le 4 stagioni, la gomma termica, e ci sono anche delle letture all'interno della carcassa, all'esterno della carcassa del pneumatico sul valore, sulla resistenza, sul tempo di durata della gomma. Quindi anche qui affidarsi a dei professionisti. Ecco, mi sento di dire, magari comandante, interrompendola se mi permette, prego, che se dobbiamo tagliare qualcosa nella stagione invernale, visto che siamo incontro a delle spese enormi, dei costi, non tagliamolo quantomeno sulla sicurezza a questo punto, che quantomeno è fondamentale. Assolutamente. No? Oggi abbiamo aperto anche il telegiornale, se non sbaglio, con la notizia di un'amministrazione che sta tagliando sulla sicurezza perché ci sono delle bollette insostenibili, le amministrazioni comunali non ce la fanno, sinceramente, ecco, devono tagliare l'impiego. Però noi cittadini siamo i primi che dobbiamo farci interpreti di non tagliare questi tipi di costi. Sulla base di questo assist che mi fa Davide, volevo dire che poi le infrazioni per guida in stato di ebbrezza e guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti viaggiano sulle 200 contestazioni, a fronte di numeri 400-500. Ecco, sì, non tante, quindi, lei dice alla fine, rispetto a tutto il resto. Nonostante la ripresa della mobilità, la Movida, noi abbiamo fatto dei servizi al Giova Beach Party, abbiamo fatto dei servizi in queste iniziative ultime a Udine, faremo dei servizi anche, abbiamo fatto dei servizi su Pordenone Leggio, insomma, dove c'è molta mobilità, noi anche in orario notturno interveniamo. Devo dire che
paradossalmente c'è una presa di coscienza comunque superiore rispetto alla presa di coscienza che non c'è sulla macchina che non in perfetta efficienza tu guidi. Ecco, questo è un aspetto interessante. Si sta più attenti a non bere, a non festeggiare troppo, ma poi ci difetta in altre cose. Paradossalmente. Ecco, questo è quello che sta accadendo. Chiaramente, in questo senso, Davide, scusi se la interrompo, noi non ci siamo sottratti all'attività di prevenzione, perché noi è vero che abbiamo contestato un 200 infrazioni, guida sostanze stupefacenti, guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche, però abbiamo controllato quasi 4.000 persone con l'etilometro. Certo, sì. Ed è una cosa, tra virgolette, importante, il rapporto 4.000 controllati, tra virgolette, le persone che sono in corsa all'infrazione è il dato anche interessante, come dire, da processare. Ecco, e poi c'era anche le violazioni sui mezzi pesanti, altra cosa che insomma, io mi permetto insomma, di dirlo perché questi dati li ho già visti. Lei parlava, non è la concausa tra mezzo pesante e il mezzo leggero che causa la gran parte degli incidenti, feriti e mortali, però anche sui mezzi pesanti ci sono dei dati abbastanza eclatanti, insomma, che vi portano a controllare sempre di più appunto questo tipo di veicoli. Senta, allora, mancano un minuto prima della pubblicità, poi parleremo di altro, ma anche di mobilità sostenibile, di monopattini, biciclette, ecco, perché quello è un tema che mi sta caro, ma cerchiamo di dare un consiglio in questi 40 secondi alla gente di cosa deve fare quando comportamento virtuoso per rispettare il codice della strada. Diamo uno spot o qualcosa in questi 40 secondi. Lo slogan che abbiamo anche coniato in diverse circostanze, che è tipica poi dell'amministrazione nella quale io lavoro e che è l'amministrazione della pubblica sicurezza, polizia di Stato, polizia stradale, è il c'è più sicurezza insieme, cioè c'è più sicurezza quando tu sei formato e guidi un'autovettura, quando tu vai da un meccanico che ti dà il consiglio giusto, quando tu approfondisci i temi del codice della strada, quando prendi la patente, quando si fa formazione nelle scuole, quando il concessionario manutiene la strada, quando il concessionario attraverso l'infomobilità, l'infotainment, mette come dire, a conoscenza l'utente di quello che incontra, dei rischi anche in termini di clima, no? Approntando un viaggio. Quindi il fattore sicurezza è un fattore di filiera. Esattamente, lo dico io così adesso, non lo so se dico una cosa giustissimo, ed è un fattore condiviso, cioè dall'inizio alla fine, oggi l'incidentalità zero che noi abbiamo avuto e che stiamo, tra virgolette, ovviamente anche con le pattuglie conseguendo in questa giornata, non può non avere un partenariato nei media, non può avere un partenariato in questa trasmissione, non può avere un partenariato negli istituti scolastici. È fondamentale questo, una presa di coscienza e tutto concorre nella stessa direzione, perché il bene tutelato è il bene di chi guida, il bene di chi è all'interno dell'abitacolo, ma anche dell'altro. Ecco. Grazie comandante, andiamo prima in pubblicità e poi parleremo di molto altro, tra pochi minuti. Grazie a lei Davide, grazie a lei. Benvenuti nuovamente in diretta con Screenshot, parliamo di sicurezza stradale insieme al comandante della polizia stradale Friuli Venezia Giulia, Paolo Di Domenico, qui al mio fianco. Abbiamo cercato di dare attraverso qualche pillola, qualche consiglio a chi si mette alla guida, ma soprattutto con questa tabella, ve la faccio vedere nuovamente, guardate bene e magari tra qualcuno c'è anche tra di voi, i punti della patente decurtati solo in 9 mesi. 36.000, ce lo dica lei? 0,28, 36.000, ed è tutta prevenzione, Davide. Ho capito, tutta prevenzione. Anche contravvenzione. So, lei parla per esperienza diretta, ma insomma, voglio dire, è un anchorman, Davide, ancora più credibile, ecco, perché ha preso la multa, sa che significa. Eccolo lì, non si può dire niente fuori onda. L'ho presa, sì, ebbene sì, l'ho presa, purtroppo è capitato, ho sbagliato ed è giusto che pagare, insomma, maledetto semaforo, e non neanche a Udine, è un'altra città. Va bene. Allora, comandante, senta, a proposito, lei parlava prima di giovani, l'importanza dei media, l'importanza della mobilità sostenibile, ma questa mobilità sostenibile oggi è fatta di bici elettriche, monopattini, giovani che sfrecciano di qua e di là con i nuovi mezzi. È sostenibile questa mobilità sostenibile? Gioco di parole. Oppure no? Bisogna andare a fare scuola di nuovo, scuola guida anche a chi va in monopattino. Allora, caro Davide,
si chiama mobilità sostenibile perché è sostenuta sul piano economico-finanziario, no? Con gli incentivi governativi, ma si chiama sostenibile perché deve essere sostenuta anche dalla conoscenza delle norme del codice della strada, perché si parla di mobilità sostenibile, ma è mobilità. Bici elettrica, pedalata assistita, monopattini. Abbiamo tutto quello che, diciamo così, potenzia il sistema della mobilità accelerando, diminuendo la fatica di chi guida, tra virgolette, accelerando la velocità di chi beneficia del mezzo. E allora le norme del codice della strada sono severissime, sia in termini di caratteristiche tecniche del mezzo che sostanzia la mobilità sostenibile, bici elettrica, pedalata assistita, monopattino, eccetera, eccetera, ma anche in riferimento, no, alla possibilità che venga modificato o alterato il sistema, perché se c'è un limite di velocità e un utilizzo, no, di sistemi anche di visibilità notturna, è evidente che non è possibile andare in due su un monopattine, è evidente che non è possibile andare... Abbiamo visto di cotte di crude quest'estate. Non è possibile... abbiamo visto qualcuno anche andare in autostrada. Non è possibile andare in autostrada a Genova, so. Davide, esatto. E mi si dice che il navigatore, uno col monopattino, gli indicava di andare... vuol dire che non sa il codice della strada. Ecco, il tema è sempre quello. Ed un tema rivoluzionario quello che adesso in questo contesto di interlocuzione viene fuori, che è quello della formazione. Lo ribadiamo, perché è rivoluzionario? Perché per prendere la cosiddetta patente faccio scuola guida, ma per guidare un mezzo che è sottoposto, che è mobilità assistita, nessuno informa, nessuno forma, e nemmeno l'autoformazione è importante, o meglio, nemmeno l'autoformazione si fa perché la si crede non importante. E quindi che fare? Cosa suggerisce? Se lo slogan era c'è più sicurezza stradale insieme, sì, evidentemente va recuperato anche per la mobilità sostenibile, iniziando da chi vende il prodotto, da chi poi il prodotto lo assiste tecnicamente, da chi lo utilizza magari come bene di mobilità, faccio per dire aziendale, cioè io vado a lavorare in azienda e non utilizzo il mezzo pubblico ma utilizzo il mezzo che è mobilità sostenibile, o vado a scuola, quindi il terminale del beneficiario di questa mobilità, la scuola, l'ufficio pubblico, l'azienda, perché no, farsi promotore di una campagna di informazione. Noi siamo a disposizione, i media sono a disposizione, il tema è sempre quello, perché poi torniamo al ruolo dell'infotainment. Mentre l'infotainment è nella mobilità cosiddetta ordinaria, è uno strumento, come dire, di qualità della guida. Sai quando ti devi riposare, sai la pressione dei pneumatici, sai se funziona l'aria condizionata, sai se funziona il tergicristallo, eccetera, eccetera. E l'infotainment, a contrario, viene utilizzato da chi utilizza la mobilità sostenibile, cioè l'infotainment diventa il selfie, l'audio, che viene mandato quando tu porti, tra virgolette, l'amica, la fidanzata o chi per loro, dietro e il selfie attesta l'irregolarità. Molte volte l'uso dei social, che ovviamente non è da usare il social stesso, sì, attesta de visu il comportamento non virtuoso. E quindi allora la formazione di chi vende il prodotto, la formazione di chi poi beneficia dei servizi di quel prodotto, cioè io sono il destinatario di un utente, vieni a scuola, ma sai che il tuo mezzo è sottoposto a, vieni in azienda, anzi tant'è vero che esiste la figura nelle aziende, ma anche nel documento generale governativo del facility manager, del mobility manager, e anche questa è una figura di formazione. Noi siamo a disposizione nei vari contesti, lo facciamo con il pullman azzurro, che è un pullman dove si indica il comportamento virtuoso in termini di codice della strada al ragazzo delle elementari, al ragazzo delle medie, ma noi possiamo andare nelle scuole, e quindi il ruolo di una serie di attori. La sicurezza è un prodotto condiviso, Davide, è condiviso nel trasporto leggero, nel trasporto pesante e anche in questa nuova cosiddetta mobilità sostenibile. Gli scenari poi sono impensabili, la guida autonoma. Esatto, e volevo proprio arrivare lì. Cioè la guida autonoma, lei ci crede? Guida assistita, guida autonoma? Noi, il motto della Polizia di Stato è uno slogan, cioè il motto è
un'espressione latina è sub legge libertas. Noi applichiamo la legge e quello che fa il legislatore. Noi sulla base del legislatore delle fattispecie applichiamo. C'è la mobilità sostenibile, noi facciamo prevenzione e repressione alla mobilità sostenibile. Ci sarà la guida autonoma, opereremo sulla guida autonoma. Do un dato però, c'è una compagnia assicuratrice importante svizzera, okay, che ha elaborato una statistica sull'aumento dell'incidentalità per mezzi leggeri dovute alla mobilità sostenibile, cosiddetta, o meglio, alla mobilità elettrica, sulla base di un principio che il mezzo che è elettrico non ha indici di reattività rispetto al mezzo sostenuto dal motore termico, perché ci sono dei meccanismi in base ai quali il motore elettrico non dà quella ripresa, quello scatto nel sorpasso, per esempio. Quindi anche lì noi siamo a disposizione, la norma, il legislatore la pone, noi la interpretiamo, ma soprattutto la applichiamo. Quindi qualsiasi istituto che trova nella norma il punto di sostegno, il punto di nascita, è un istituto che comporta per noi la formazione e poi l'applicazione della norma stessa. Senta, a proposito di norme, io concluderei anche con questa domanda, insomma, perché i 20 minuti a disposizione sono andati via velocissimi, magari ne faremo approfitto anche per un altro appuntamento. Omicidio stradale, questa legge è stata, ha avuto degli effetti? Sicuramente l'omicidio stradale in termini di fattispecie afflittiva ha avuto un ruolo importante, ma come si dice in latino, mutatis mutandis, il codice rosso ha determinato una diminuzione degli episodi di violenza di genere? Probabilmente li ha evidenziati, li ha fatti emergere. E allora torniamo al discorso che poneva lei, Davide, il ruolo della formazione, cioè il ruolo della presa di coscienza, il ruolo, come dire, di un obiettivo che ha, oggi è 0 morti il nostro obiettivo, nella considerazione del bene vita come bene supremo, e quindi ogni sforzo va in questa direzione, perché sicuramente è un lutto grave, è un lutto, come dire, che non può essere pagato in nessun modo. Ed ecco allora che tutto quello che è prevenzione, la repressione c'è, ci siamo, le pattuglie, abbiamo visto i numeri, abbiamo visto i punti, quanto vale una prevenzione. Però la presa di coscienza è importante, perché comunque nell'omicidio stradale c'è un doppio dramma, Davide, il dramma di chi perde, ma anche il dramma di chi investe. E non vero basta che solo noi, una legge, non basta solo la repressione, ma bisogna assolutamente siamo sempre coscienza. nel tema della compartecipazione al prodotto finale che è la sicurezza. Così ci lasciamo, insomma, con questo tema della compartecipazione alla sicurezza si fa insieme. Io la ringrazio, Comandante, grazie, Davide, le auguro buona serata, grazie per essere venuto qua, grazie a tutti i telespettatori per averci seguito, ci vediamo domani con un'altra puntata di Screenshot, solita ora 19:45, grazie, arrivederci, buona cena a tutti. Grazie a voi, grazie.